Ha già perso commesse per 1 milione di euro un'azienda di Postioma di Paese, motivo la mancanza di operai. I giovani, spiega il titolare, non accettano trasferte e sacrifici. Ancora furti a Preganziola, a San Bugè ieri sera i ladri tentano di entrare in un appartamento mentre in casa c'è il proprietario che scalzo li insegue con la mazza da baseball. La violenta rapina messa a segno lo scorso marzo a Corso Martino, vittima una donna polacca immobilizzata, derubata e aggredita dai nipoti, fermato il terzo componente della banda. La tragedia di Refrontolo, procura pronta a ricorrere in appello contro la soluzione dei 4 imputati, non è stata solo una fatalità, dice il procuratore della Costa, ci sono delle responsabilità. Arrestato dai carabinieri un ex richiedente asilo di 22 anni del Gambia, fermato in via Roma poco lontano dalla stazione mentre spacciava cocaina, la droga la nascondeva tra le treccine rasta. Denuncia dell'OIPA, Gaierina, cagnolino ferito con un colpo di arma da fuoco che sarebbe stato esploso perché l'animale sarebbe entrato nella proprietà dei vicini. Domenica la festa di compleanno per l'ultimo mulo ad aver fatto il servizio militare iroso, arrivato alla bella età di 40 anni, per lui in occasione di Sant'Antonio Abate anche la benedizione. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Lo avete dunque sentito in apertura, l'emergenza lavoro, ma questa volta a mancare sono gli operai. L'appello disperato lanciato dal titolare di Euroedile: abbiamo già perso commesse per 1 milione di euro, abbiamo bisogno di 30 lavoratori, per ora in pochi si sono fatti avanti. Sentiamo il perché. Ha pubblicato post su tutti i social, ha lanciato appelli, ha messo annunci, ma fino ad ora si sono presentati in pochi, quando si dice emergenza lavoro, ma questa volta a scarseggiare è la manodopera. Insomma, operai disposti a lavorare. L'Euroedile, l'azienda leader nel settore dei ponteggi con circa 100 dipendenti, cerca disperatamente personale. Noi stiamo cercando una trentina di dipendenti, suddivisi in 3 figure professionali. Uno è il caposquadra, praticamente chi sa fare bene il lavoro e lo conosce da un bel po' di anni, un aiuto caposquadra, che anche quella è una figura importante, e soprattutto i manovali, che non si possono definire manovali in quanto non lo sono per definizione in quanto movimentano il materiale, ma hanno una grandissima importanza. Da agosto a dicembre 2018, a causa della mancanza di personale, l'azienda ha perso commesse per 1 milione di euro. Il rischio è che ora ci siano ulteriori perdite. Le commesse non riusciamo a farle tutte e le farà qualcun altro, o chissà Dio, verranno procrastinate nel tempo. Non è questo il problema, non è che moriamo domani, però è un peccato. Questo devo dire che invece il Veneto potrebbe, come si può dire, diventare ancora più operoso, ancora più, perché non solo noi cerchiamo operai, cerchiamo dipendenti, cerchiamo professionisti, ma poi anche altre realtà. Lo conosciamo bene il problema del Veneto, no? Dobbiamo risanare questa situazione, dice il titolare Nereo Parisotto. Fra l'altro, dopo la tragedia del Ponte Morandi di Genova, sono aumentate le richieste di lavoro. È aumentata un po' la domanda e questo ci ha mandato ovviamente ulteriormente in difficoltà, già dove in difficoltà lo eravamo prima. In verità, dopo i post sui social, sono arrivate all'azienda una trentina di curriculum e nei giorni scorsi sono state assunte 7 persone. Ma ancora troppe purtroppo ne mancano per risolvere la situazione. A far desistere i giovani sono soprattutto le trasferte. Ma soprattutto anche cerchiamo la disponibilità delle persone, la disponibilità alle trasferte, quindi le trasferte settimanali, ma anche le trasferte quindicinali, in quanto abbiamo anche dei cantieri all'estero e quindi dobbiamo far fronte anche. Quindi bene la professionalità, ma soprattutto cerchiamo anche la disponibilità. Non solo, ma il titolare ha lanciato anche l'idea di creare una scuola per insegnare questo mestiere, per formare lavoratori specializzati. I più anziani insegneranno ai giovani. Ma se qualcuno pensa che si tratti di un lavoro solo maschile, il titolare dice ci sono anche figure di ponteggiatori donne. L'azienda ora attende e spera che qualcuno si faccia avanti. Siamo alla cronaca, ladri nuovamente in azione nella frazione di Preganziola a San Bugè. Ieri sera 2 ragazzi tentano di entrare in un appartamento mentre in casa c'è il proprietario che scalzo li insegue con la mazza da baseball.
Siamo esasperati, non se ne può più. A parlare è una residente di Saint-Bugay che, ancora scioccata per quanto accaduto, preferisce non mostrarsi alle telecamere. Ieri sera intorno alle 19 la donna stava facendo la consueta passeggiata con il cagnolino quando nota due ragazzi che con fare sospetto si aggirano tra le abitazioni della frazione da tempo presa di mira dai ladri. Qui ci conosciamo tutti, spiega la donna, e non avendoli mai visti ho iniziato ad osservarli, racconta. Quando però anche loro iniziano a fissarla e trovandosi in un luogo isolato, la signora decide impaurita di allontanarsi, chiedendo aiuto ai ragazzi riuniti in quel momento in piazzetta. Sono partiti tutti in una ronda. Abbiamo fatto un cerchio per chiuderli. È a quel punto che la donna sente il compagno gridare dalla finestra di casa. Ho sentito il mio compagno che gridava al ladro dalla terrazza e ci indicava dove erano scappati. I due ragazzi infatti avevano appena tentato di entrare nell'appartamento della donna, incuranti che il compagno fosse in casa. Sono venuti proprio su, hanno levato il portapiante, tutto con calma, disattivato le luci, messo tutto per terra, poi hanno tirato su la persiana, ha messo la scoppa, allora il mio compagno ha sentito la persiana e li ha affrontati. Scalzo con la mazza da baseball fino al cimitero. Le urla dell'uomo attirano anche gli altri ragazzi, una ventina, che inizia a rincorrere i due ladri che alla fine però fuggono tra i campi. Per la coppia è il secondo tentativo di furto subito in meno di 2 mesi. Il 4 di novembre con la luce accesa ce l'avevo davanti e mi stava sfondando la porta. Sempre ieri sera dei ladri, non si sa se gli stessi, sono entrati in un'abitazione in via Vasco de Gama, sempre a Saint-Bugay, passando dalla porta finestra, fuggendo con alcuni oggetti in oro. Ora indagano i carabinieri che acquisiranno anche le immagini delle telecamere della zona. E la paura è tanta qui a Saint-Bugay, dove i residenti cercano di tutelarsi in ogni modo, anche installando del filo spinato sulle tubature per impedire ai banditi di salire. C'è tanta paura perché ci sono genitori che adesso non si fidano più a lasciare, magari hanno anche un ragazzo di 17 anni e si muovono per fare la spesa. Hanno paura. I controlli devono intensificarsi, anche qui ci dispiace sottolinearlo, ma il tanto decantato progetto per la sicurezza urbana che doveva garantire la sicurezza in questi 3 mesi non si è visto. La sicurezza non può essere demandata al cittadino, ma noi paghiamo le tasse e quindi è giusto che le autorità mettano in atto tutti i sistemi che servono per garantire la sicurezza del cittadino. Ricorderete la violenta rapina messa a segno lo scorso marzo a Col San Martino, vittima una donna polacca. I carabinieri hanno fermato il terzo componente della banda. Per i carabinieri di Treviso si chiude il cerchio intorno alla violenta rapina messa a segno poco meno di un anno fa a Col San Martino. Dopo lunghe indagini, infatti, i militari sono risaliti a quello che è ritenuto il terzo componente della banda, che nella notte del 1° marzo entrò insieme ad altri 2 complici nell'abitazione di una 49enne polacca che venne immobilizzata con fascetta dell'elettricista, stordita con le scariche elettriche di una pistola taser e derubata. I banditi scapparono con 1.800 euro e qualche banconota in valuta polacca. Inizialmente si pensò che il fatto fosse collegato all'omicidio dei coniugi Nicolasi avvenuto 5 ore dopo a Rolle di Cison di Valmarino, ma le indagini portarono su strade diverse e lo scorso luglio vennero fermati 2 dei 3 componenti della banda che colpì a Col San Martino, 2 giovani fratelli, anch'essi polacchi, nipoti acquisiti della vittima. È stato anche grazie alle loro dichiarazioni che i carabinieri sono risaliti al presunto terzo uomo. Sono stati sicuramente fondamentali le ammissioni dei primi 2 indagati, fratelli polacchi insomma, inizialmente arrestati. Noi abbiamo integrato queste informazioni con la collaborazione dell'Interpol e della polizia polacca, quindi siamo arrivati pervenuti alla certa identificazione e tutto ciò insomma è stato sufficiente a consentire, appunto, come ho detto prima, l'emissione di un provvedimento di cattura. Secondo i carabinieri il terzo uomo, anch'egli polacco di 44 anni, avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella rapina. Per noi è l'esecutore materiale. È il personaggio, tra l'altro, che per indole criminale è sicuramente il più importante, perché ha dei precedenti specifici. È colui che ha inferto le lesioni col taser alla vittima durante la commissione della rapina. Alla fine, nelle mani dei militari, una serie di gravi indizi di colpevolezza che hanno permesso di chiudere il cerchio. Erano talmente evidenti, insomma, da consentire al GIP di emettere intanto un mandato di arresto europeo, perché il personaggio si trovava in Polonia, non in Italia, e successivamente all'atto della sua cattura consentire l'estradizione in Italia lo scorso 8 gennaio a Fiumicino
dove gli è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla stessa autorità e di conseguenza poi è stato tradotto, associato al carcere di Rebibbia. La tragedia del molinetto della Croda, procura pronta a ricorrere in appello contro l'assoluzione dei 4 imputati. Non è stata solo una fatalità, dice il procuratore Dalla Costa, ci sono delle responsabilità per quello che è successo. Processo per il disastro al molinetto della Croda. La decisione del giudice che ha assolto tutti gli imputati, accolta con sollievo dalla gente di Refrontolo e con amarezza dai familiari di alcune delle 4 vittime, non convince affatto, come è naturale, la procura, intenzionata a leggere con attenzione le motivazioni del GUP ed eventualmente ricorrere contro la sentenza. Posto che la stessa ha fatto piazza pulita delle contestazioni dell'accusa dicendo che il fatto non sussiste. Noi riteniamo invece che ci siano delle responsabilità, che le persone che noi abbiamo indicato possano essere ritenute responsabili, quindi se la decisione del giudice non ci convince valuteremo appunto di fare appello. In aula è prevalsa la tesi che a causare vittime e feriti sia stato un evento meteorologico eccezionale, ma per la procura non si è trattato solo di fatalità. Era un'area soggetta a inondazioni, nelle carte a disposizione del comune prima che si verificasse il fatto. È stata inserita nuovamente dopo e nel periodo in cui si è verificato il fatto invece quest'area era, diciamo, scomparsa come area esondabile del torrente. Noi riteniamo che una festa con accesso indiscriminato di persone, una festa sostanzialmente pubblica, non potesse essere organizzata in quella zona e che sia assurdo che delle persone in mancanza appunto di previsioni, di norme di sicurezza possano morire all'interno di una festa quando ci si va spensierati e col desiderio di divertirsi. Nessun processo al volontariato, conclude il procuratore. Tra l'altro poi il pubblico ministero d'udienza aveva anche chiesto la soluzione dello stesso rappresentante del volontariato, a dimostrazione che non c'era nessuna, come dire, accanimento accusatorio nei suoi confronti, ma è evidente che quando si organizza una festa in una zona pericolosa vanno rispettate le regole. Incidente nel primo pomeriggio a Paderno di Ponzano, una macchina è finita contro un autobus della MOM. Forse un malore alla base dell'incidente accaduto in via Roma a Paderno di Ponzano, a rimanere coinvolti 2 mezzi, un autobus della MOM e una macchina. Dai primi accertamenti sembra che l'automobilista abbia perso il controllo della vettura invadendo la corsia opposta. In quel momento stava sopraggiungendo il pullman che non aveva nessuna persona a bordo, l'autista stava infatti portando il bus al deposito. Lo scontro è stato inevitabile, in zona fra l'altro stava transitando un'ambulanza libera che si è fermata per prestare i soccorsi. Ad avere la peggio l'automobilista colpito da un malore che è stato soccorso e portato all'ospedale di Treviso. Nessuna conseguenza per l'autista dell'autobus. Traffico rallentato sulla strada per circa un'ora fino alla rimozione dei mezzi, sul posto la polizia stradale. Il sindaco di Treviso Mario Conte ha scelto Andrea Gallo, è il nuovo comandante della polizia locale di Treviso, succede a Maurizio Tondato in pensione dallo scorso dicembre. Gallo, 48 anni, dirigente di ruolo a tempo indeterminato del comune di San Michele al Tagliamento, è attualmente comandante del distretto di polizia locale Veneto Est che riunisce i comuni di San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro. Già giornalista pubblicista e arbitro di calcio a livello nazionale e anche giudice sportivo, domani la sua presentazione ufficiale. Il caso della scuola imbrattata dai vandali, linea dura del sindaco Mario Conte che vuole andare fino in fondo alla vicenda per individuare gli autori e far pagare loro i danni. Pareti della scuola media Martini di Santa Maria del Rovere imbrattate con insulti a un insegnante e disegni osceni. Parco a ridosso di Piazza Martiri di Belfiore danneggiato e sporcato. Sono nelle mani della polizia locale di Treviso le indagini per individuare i responsabili degli atti di vandalismo che si sono verificati nel quartiere nelle ultime settimane. Anche questa mattina vigili in pattuglia nell'area. Il sindaco Mario Conte, informato dell'episodio alla scuola media, denunciato dal dirigente scolastico Antonio Chiarparin, esprime vicinanza all'insegnante presa di mira. Dispiace per questi episodi, porto la solidarietà ovviamente all'insegnante che è stata vittima appunto di queste scritte, di queste offese che hanno delle ripercussioni soprattutto nelle tasche dei cittadini per bene, perché per sistemare dovremo spendere del denaro pubblico e questo mi dà particolarmente fastidio. Il dirigente scolastico non esclude di chiedere l'installazione di telecamere nelle scuole per prevenire fatti del genere. Il sindaco è pronto a fare tutto il necessario
necessario per tutelare il patrimonio comune e dare una raddrizzata ai baby vandali che ci sono dietro a questi fatti. Incrementeremo i controlli, ma controlleremo anche le videocamere presenti nel nostro territorio per vedere se riusciremo a capire chi sono stati gli autori di questi gesti, soprattutto per far pagare loro i danni che hanno combinato. Sono stati presi di mira scuole e i parchi giochi, quindi sono andati a danneggiare dei luoghi frequentati da bambini e questo dispiace particolarmente. Un ragazzo di 23 anni originario del Gambia è stato arrestato ieri pomeriggio intorno alle 16 dai carabinieri di Treviso durante un controllo antidroga in via Roma. Il giovane aveva appena ceduto una dose di cocaina a un 46enne siciliano. In una successiva perquisizione i militari hanno scoperto che il 23enne aveva occultato tra i capelli rasta 2 involucri contenenti 52 grammi di marijuana. Il giovane è arrivato in Italia come richiedente asilo, poi uscito dal programma della prefettura, attualmente senza fissa dimora, è stato arrestato. Ed ora la vicenda di un cagnolino che sarebbe stato ferito da un proiettile sparato da un vicino nella cui proprietà sarebbe entrato l'animale. Lui è Charlie, un cagnolino di piccola taglia ferito da un proiettile. A rendere nota la vicenda dell'animale, la sezione OIPA di Treviso, che nei giorni scorsi ha ricevuto una mail che raccontava quanto sarebbe accaduto lo scorso 5 gennaio nelle campagne di Gaiarine, dove il cane, insieme al suo padrone, era solito passeggiare tra i vigneti di proprietà. Da quanto ricostruito e riportato nella nota dell'OIPA, sembra che Charlie abbia varcato i confini di un vicino che, vedendolo, gli avrebbe sparato. L'animale ferito avrebbe raggiunto la strada, dove è stato soccorso da un passante che, riconoscendolo, lo ha portato ai padroni, che sono subito corsi in clinica. Il cagnolino è stato visitato ed è tuttora sotto osservazione, non ancora fuori pericolo, perché i medici non hanno potuto finora estrarre il proiettile fino a quando non si sarà riassorbito il grande ematoma. Nel comunicato l'OIPA ribadisce come sia importante proteggere e tenere in sicurezza gli animali, ma ciò, continua l'organizzazione, non legittima un atto così increscioso. Ringraziamo, conclude l'OIPA, la forestale e i carabinieri che sono intervenuti e che ora porteranno avanti le indagini. Rissa in mattinata davanti al supermercato Lidl di Silea, 2 italiani per futili motivi si sono affrontati nel parcheggio, hanno prima iniziato una violenta discussione, poi dalle parole sono passati ben presto alle mani, impaurite alcune persone che si sono trovate ad assistere alla scena senza poter far nulla per calmare gli animi. Alla fine uno dei 2 contendenti è rimasto ferito sopra la bocca ed è stato chiamato il 118, sul posto un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Treviso per essere medicato. Guerra sempre impari, quella contro gli ecovandali, ne sa qualcosa il sindaco di Santa Lucia che ha deciso di istituire le GAC, guardie ambientali comunali. Il Comune di Santa Lucia non smette mai di stupire con le iniziative, in questo caso legate all'ambiente e alla lotta agli ecovandali, che nello specifico sono i lanciatori dei sacchetti lungo la strada o abbandonati nei boschetti lungo il Piave. Tanti, troppi gli episodi per non far scattare la reazione del sindaco Riccardo Sciumschi. Non bastano i cartelli, le fototrappole e i 44 vigili di Savno che controllano di fatto la sinistra Piave. Ora serve la sollevazione popolare nei confronti di questi incivili. Il commento del sindaco affidato ai social. Per questo chiedo ai miei cittadini di mettersi a disposizione per vigilare il nostro territorio, costituendo le GAC, le guardie ambientali comunali. Niente di bellicoso, ben inteso, perché l'unica arma sarà la telecamera del telefonino. L'idea è di sorvegliare i punti più frequentati dagli ecovandali e immortalarli nell'atto dell'abbandono dei rifiuti, per poi procedere con le sanzioni, ma anche con ogni possibile denuncia. Sarebbero già decine le adesioni giunte poche ore dopo la pubblicazione del post, segno di una coscienza ambientalista diffusa, almeno a Santa Lucia di Piave. Si è spento all'ospedale di Treviso l'appuntato scelto dei carabinieri Renato Iacono, siciliano d'origine ma da anni residente nella Marca. Il militare aveva 55 anni, la scorsa primavera gli era stata diagnosticata una leucemia, in questi ultimi giorni era sopraggiunta una polmonite che è stata fatale al carabiniere. Iacono aveva prestato servizio per diverso tempo alla compagnia di Treviso, poi a Spresiano, attualmente si trovava a Godega Sant'Urbano dove viveva con la moglie Angela e i figli Gianluca e Francesco. I funerali si svolgeranno sabato alle 10:30 nel Duomo di Treviso. Ed ora ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria.
Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Sgombrare o meno Django dalla caserma, si alza la tensione a Treviso in vista della manifestazione dei centri sociali sabato pomeriggio. Se in Egitto, per quale motivo non l'avete ancora sgombrata? Perché non si può, perché voi gli avete fatto il contrattino che possono stare dentro. Mi pare che il sindaco Conte e anche voi avete un nuovo avvocato nel vice sindaco De Checchi, mi pare stiano anche loro cercando di vedere. Ma non è facile. Possono intervenire. Ma non è facile. Sì. Ah beh, allora dacci tu la soluzione, perché guarda, noi vogliamo portarli fuori il prima possibile, ma siccome gli avete fatto un contratto, un comodato gratuito per 9 anni, una cosa del genere, portarli fuori di lì sarà difficile. Comunque, guardi, ormai sono entrati, purtroppo il vulnus c'è, cioè nel senso che... No, sarà blindato o meno, come dice lei, però di sicuro si può intervenire, oppure il fatto di intervenire poi si sposta, diciamo, ora si può intervenire, facendo rispettare le regole che tutti rispettano per quanto riguarda la somministrazione di cibi però e bevande. senza sgomberare, questo dice. Lo sgombero è difficile perché l'amministrazione Manildo gli ha dato in mano un pezzo di carta che gli dà titolo per rimanere Però lì. se effettivamente le regole vengono rispettate e quindi si arriva ad un accordo in questo senso con i ragazzi del Django, non vedo dove sia a questo punto il problema. Ed ora andiamo a Miane, conto corrente della parrocchia alleggerito da un hacker. I soldi erano destinati al restauro del santuario della Madonna del Carmine. Parrocchia di Miane derubata da un hacker che è riuscito a intrufolarsi nel conto corrente postale e a sottrarre oltre 1.000 euro. Il parroco, don Maurizio Dassier, se ne è accorto a cose fatte quando ormai il pirata informatico era riuscito a far sparire 1.170 euro, denaro frutto di una raccolta fondi avviata per finanziare i lavori di restauro del santuario della Madonna del Carmine. Un'amara sorpresa per sacerdote e fedeli. L'autore del furto ha sottratto la somma in 2 differenti momenti, spostando i soldi, a quanto risulta, su un conto inglese. Quando si è reso conto dei prelievi anomali, don Maurizio non ha potuto fare altro che sporgere denuncia ai carabinieri, mettendo al sicuro quanto rimaneva nel conto intestato alla Natività della Beata Vergine di Miane, che evidentemente faceva gola a qualcuno, essendo stati raccolti per i restauri, al 6 gennaio, quasi 230.000 euro. Ora la speranza del parroco è che Poste rimborsi i soldi sottratti, anche perché l'avvio dei lavori previsti per il bicentenario della consacrazione del santuario è imminente. È morta a 52 anni dopo una malattia che non le ha lasciato scampo. Diana Barbon, la moglie del nostro collega Alberto Piovesani. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di Casier. Diana, che lavorava presso la lavanderia Stileria Servizi Italia, alcuni mesi fa aveva avvertito i primi sintomi, poi la terribile diagnosi, ma Diana ha continuato a lottare fino alla fine, circondata dall'affetto dei suoi familiari. Da parte di tutto il gruppo Media Nord-Est, le più sentite condoglianze al collega Alberto e alla sua famiglia. Emergenza ghiaccio e neve sulle strade, questa mattina vertice in prefettura. Le temperature glaciali degli ultimi giorni hanno messo a dura prova le strade del nostro territorio, anche se i comuni hanno risposto immediatamente. E questa mattina in prefettura si è tenuto un vertice del Comitato Ordine e Sicurezza per fare il punto della situazione e decidere le linee guida per la gestione di eventuali criticità connesse a precipitazioni avverse, insomma, in caso di nevicate. E nell'ultimo periodo abbiamo assistito negli ultimi anni a fenomeni nevosi verso la stagione inoltrata, quindi verso febbraio e marzo, più che in questo periodo dell'anno. Però è giustamente il centro di coordinamento della viabilità, appunto il COV, è giusto che si riunisca per tempo proprio per pianificare la gestione delle eventuali future emergenze. Le strade che principalmente devono rimanere sempre pulite e libere sono le arterie principali, in primis l'autostrada, dove deve essere garantita la transitabilità. L'organo deputato a gestire le emergenze su tutto il territorio nazionale, che è Viabilità Italia, ha il compito di garantire la transitabilità della rete autostradale, che è quella che consente poi il rifornimento per ragioni di necessità o il soccorso in caso di calamità. Per il momento nel Trevigiano la preoccupazione è stato il ghiaccio sulle strade. Le temperature si sono fortemente abbassate, ma non abbiamo registrato per questo un incremento dell'incidentalità o problemi di viabilità. Evidentemente le infrastrutture, gli enti locali soprattutto e gli enti a ciò preposti, partendo dalla provincia, stanno facendo i giusti trattamenti sulle strade, che sono la vera arma di prevenzione per evitare le problematiche, che poi sono le stesse armi che abbiamo anche in caso di precipitazioni nevose, il trattamento delle strade.
È arrivato il tanto atteso compleanno di Roso che oggi compie 40 anni. Si tratta dell'ultimo mulo con una carriera nelle truppe alpine, matricola 212 delle Penne Nere. In suo onore domenica prossima a Vittorio Veneto sarà organizzata una festa di compleanno. Nel maggio del 2017 furono prese tutte le precauzioni, compresa la sorveglianza di un veterinario 24 ore al giorno, per far sì che potesse partecipare alla Dunata Nazionale degli Alpini di Treviso. Per lui, in occasione di Sant'Antonio Abate, anche la benedizione. Ed ora un presepe ambientato nello scenario del fiume Sile, è quello della parrocchia di San Giorgio a Quinto di Treviso. Anche quest'anno abbiamo continuato la nostra linea di portare la natività nei nostri luoghi. Quest'anno abbiamo voluto rappresentare il mulino Bourguignon, una parte storica del nostro paese. Attrezzati di buona volontà, un gruppo di amici, ci siamo messi a rappresentarlo al meglio, cercando anche di far vivere anche i personaggi nella maniera molto artigianale. Il Sile è parte integrante appunto del paese e pertanto l'abbiamo voluto far rivivere anche in un momento così importante come il Natale, essendo che traccia Quinto in tutto e per tutto, l'abbiamo voluto portare anche in parrocchia. L'anno prossimo? L'anno prossimo ci sarà spazio per un altro scorcio di Quinto sicuramente. Al momento ci sono tante idee, potrebbe essere anche la ferrovia Ostiglia. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 in studio Mario Conte, sindaco di Treviso, e Giampiero Beltotto, direttore Teatro Stabili del Veneto, per parlare di cultura e del futuro del teatro di Treviso. Ed ora vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Sarà una bellissima giornata di sole sulle nostre regioni. Nel dettaglio, sul Veneto l'anticiclone che staziona ormai da giorni continuerà a garantire un tempo asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo sarà sereno o al massimo velato ovunque. Non sono attese piogge. Temperature minime tra i -1 e -5 gradi, massime comprese tra i 3 e 6 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà ampiamente soleggiato. Sarà infatti sereno o al massimo con presenza di pochi nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra i -1 e -4 gradi, massime comprese tra i 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Prosegue anche sulla nostra regione questa lunga parentesi all'insegna di un tempo stabile. Soltanto qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate meridionali. Altrove invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno. Temperature minime tra i -4 e -2 gradi, massime oscillanti tra i 4 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.